pezzo La barca blu, un pezzo molto bello, molto forte anche nel suo contenuto. E allora adesso ci facciamo quattro risate, li abbiamo scoperti, un gran bel festival, cabarettiamo, è il momento allora di Senza Radio, eccoli. Buonasera amici telespettatori, benvenuti a una nuova puntata di Medicina 33. Io sono il professor Rosa e come sempre avremo qui ospiti in studi vari esemplari di grandi dottori della scienza. Abbiamo qui con noi il nostro professore Silvio Todaro. Professore, buonasera, professore non c'è il professore non è arrivato, cosa devo fare? Devo intrattenere il pubblico magari con una delle mie poesie proprio sulle medicine. Io quando ero piccolo a scuola media ho scritto una poesia dal titolo Blocco di stomaco, ve la voglio raccontare, fa più o meno così. È una poesia che non ha parole perché è una poesia cacofonica. Mi dicono dalla regia che è arrivato il nostro professore Silvio Todaro. Professore, Buonasera, professore. Non c'è il professore non c'è. Allora eventualmente vi posso anche raccontare un'altra delle mie poesie. Mi dicono che è arrivato il professore. Buonasera professore. Buonasera professore, buonasera a lei. Professore, buonasera. Professore. Sono qui, professore, la metto a fuoco io. Professore. Buonasera professore. Buonasera. È arrivato sano e salvo finalmente. Sano e salvo, sì. Nessun incidente per strada. È un grande illuminato della scienza, Silvio Todaro, lo conoscono tutti, lei è sulla bocca di tutti. Voglio fare una domanda subito repentina. Mi dica. Lei si sente un medico in prima linea? Lei si sente un medico in prima linea? In prima linea? Perché? Sì, prima linea, perché no? Allora, prima. diremo IAR, medici in prima linea, IAR, medici in prima linea che sono quei dottori, IAR, medici in prima linea che sono quei dottori, IAR, medici in prima linea che sono quei dottori che stanno a contatto, IAR, medici in prima linea che sono quei dottori che stanno a contatto, quindi IAR che sono quei medici in prima linea che stanno a contatto con quelli che sono IAR. Allora, IAR, medici in prima linea, IAR, Professore, I am, you are. He is, no ER. Io l'inglese l'ho studiato, professore. ER, she is. Cambiamo domanda che è meglio. Secondo lei che è un grande professore della scienza luminaria e illuminata, secondo lei è meglio una mela che leva il medico di torno? Beh, sì, secondo tantissimi studi, durante il dottorato di ricerca che fece a Parigi tanti anni fa, studiamo che una mela al giorno si... Professore, un malanno, cioè professore, può essere un malanno. Professore? Un malanno? Ma da giovane l'ha avuto il malanno. Siete benvenuti in una nuova puntata di Medicina 33, qui abbiamo illuminato la scienza. Di nuovo da capo! Silvio Todaro, lei è un secondo lei una mela al giorno, lei è il medico di torno? Sì, stavo dicendo che secondo me, secondo gli studi che abbiamo fatto tantissimi anni all'università di Kent, professore di nuovo sta dormendo, professore? Buonasera, benvenuti in una nuova puntata di Medicina 33, noi siamo tutti insieme con il prima linea, una mela al giorno, lei è il medico di torno? Sì, secondo me una mela al giorno del medico di torno. Professore, ma se lei continua a rompere, io se di spiegare Senta, professore, io non la capisco, lei è un maleducato, ha capito, professore? Io sono un maleducato, ma sa che le dico? Ma mi faccia il piacere, ma per favore. Ci vediamo alla prossima puntata, buonasera. Ma che bravi! Vieni qua, venite tutti e due. Devo dirti che la cosa imbarazzante è che a Onder tu ci assomigli veramente a quegli occhiali. È una cosa veramente... hai ragione. I am, you are, he, she, it, is. Voglio presentarlo nel mondo del cabarettiamo. Lui è Silvio Todaro, oltre che al cabaret fa anche del teatro. Bravo, sì, lavoro con due compagnie di teatro, tutte e due di Piazza Armerina. Vorrei ringraziare infatti a Silvia Russo e al maestro Antonio Cascio. Evviva, li abbracciamo anche noi da questo studio. Bravo Silvio!